Benvenuti al nuovo appuntamento con Sardegna Impresa Talk, la rubrica dedicata a chi fa o vuole fare impresa, al mondo del lavoro in generale e alle grandi tematiche. Indirizzata dall'assessorato regionale in industria, Sardegna Impresa Talk vi racconta lo spaccato quotidiano di imprenditrici e imprenditori, associazioni, enti e progetti che hanno come fine ultimo quello di migliorare il quadro d'insieme del lavoro in Sardegna. C'è una tematica che accomuna tutti, un filo conduttore, quello dell'integrazione per combattere la discriminazione di genere, ed è di questo che ci occupiamo oggi, della parità di genere, quell'obiettivo stabilito dall'Agenda 2030 dell'ONU. Siamo ancora lontani e i dati lo dimostrano. Iniziamo da quei dati che impongono una forte reazione, ma nel segno meno generale vediamo anche la Sardegna invertire la tendenza per quanto riguarda il numero delle imprese femminili. Iniziamo dai dati, iniziamo dai numeri, iniziamo da questo report. Tante ombre e ancora troppe poche luci, donne e lavoro. Secondo l'ultimo report di Rome Business School, l'Italia è tra gli ultimi paesi europei per partecipazione femminile al lavoro, ben al di sotto di Germania, Francia e Spagna. Solo il 51% delle donne in età lavorativa è inserita nel mondo del lavoro. Cresce la presenza femminile nelle posizioni manageriali, ma solo il 28% delle stesse in modo complessivo è ricoperto da donne. Le difficoltà sono note, evidenziate report dopo report da anni, e ruotano attorno all'esigenza di conciliare vita lavorativa e maternità, la bassa rappresentanza nelle posizioni apicali, la poca presenza nelle carriere STEM e il part-time come tipologia di lavoro che caratterizza il genere. Ai primi posti del Global Gender Gap Report 2024 del World Economic Forum si trovano l'Islanda, la Finlandia e la Norvegia. L'Italia è all'87° posto, in calo rispetto al 79° dell'anno precedente. Il tasso di disoccupazione femminile è quasi il doppio rispetto a quello maschile e la differenza salariale rimane significativa. Le donne guadagnano in media il 10,7% in meno, con un divario che raggiunge il 27,3% nei ruoli dirigenziali. La Sardegna non fa eccezione, se non fosse per un dato rilevato proprio da un report di Sardegna Impresa. L'isola si distingue positivamente nel panorama nazionale dell'imprenditoria femminile. Con 235 imprese femminili ogni 1000 attività, la Sardegna si posiziona sopra la media nazionale di 227, e l'analisi territoriale mostra dinamiche interessanti. Sassari emerge con un incremento dell'1,9%, Nuoro registra una crescita significativa del 3,9% e Cagliari si conferma il principale polo di concentrazione delle attività femminili con 13.284 imprese, un più tra i tanti meno che dimostra la necessità di politiche attive per il lavoro, di incentivi e strumenti di credito e progetti orientati al cambiamento che più di ogni altro consentirà di raggiungere la parità di genere, quello culturale. Ed è per queste ragioni e tante altre che è nato un progetto. EPF è l'acronimo, sta per Europe Plural Feminine. È un progetto che unisce l'Italia, la Germania, la Spagna e la Francia e pone le basi per raggiungere l'uguaglianza di genere. Capofila del progetto è la Confcommercio Nord Sardegna, che non rappresenta soltanto l'isola ma l'Italia intera e promuove attività, incontri, piani d'azione per creare una comunità attiva nella vita di tutti i giorni ma anche nel mondo del lavoro e per affrontare le problematiche relative all'uguaglianza di genere fino a prospettare possibili soluzioni. Ebbene, noi di Sardegna Impresa Talk abbiamo seguito uno degli appuntamenti in Sardegna di EPF incentrato sull'occupazione e la disoccupazione delle donne nella nostra isola. Un evento che ha coinvolto ovviamente i responsabili del progetto europeo ma anche le istituzioni e il mondo datoriale. E in questa occasione abbiamo incontrato Alberto Marrone, direttore di Confcommercio Nord Sardegna e referente del progetto EPF. Lo sentiamo. È un progetto finanziato dall'Unione Europea, è un progetto finanziato nell'ambito del programma CER e si articola nell'arco di 2 anni. È iniziato a marzo del 2024 e terminerà a marzo 2026. Si articola con una serie di incontri locali, circa 1 al mese, e locali, quindi a livello territoriale, e con incontri internazionali, global meeting. L'obiettivo del progetto è quello di esplorare e promuovere quelli che sono la parità di genere e la non discriminazione. Ovviamente questo interessa prevalentemente le donne, ma è un discorso che va inteso a più ampio raggio, perché alcuni aspetti interessano invece anche gli uomini, tipo appunto la parità di genere, nel senso che se ci sono interventi che vanno a favore ad esempio degli uomini, quale la cura dei familiari,
Questo di conseguenza va a favore anche delle donne, che attualmente invece, ad esempio in quel tema, hanno la maggior occupazione. La Confcommercio Nord Sardegna è capofila del progetto e è un consorzio internazionale, perché ci sono altri 6 partner nel consorzio. La situazione attuale a livello europeo è sicuramente una tra le migliori a livello mondiale, però ci sono ancora tanti ambiti in cui bisogna lavorare. Ad esempio nell'ambito dell'imprenditoria del lavoro emerge con chiarezza che le donne rispetto agli uomini hanno una paga inferiore, circa 10-12%. Emerge il fatto che soprattutto nell'ambito del consiglio di amministrazione la rappresentanza femminile è ancora molto inferiore rispetto a quello che ad esempio le direttive europee adesso ci impongono, perché le direttive impongono a partire proprio da quest'anno una percentuale circa del 40%, mentre noi in Italia arriviamo al 30%. Questo discorso vale un po' anche a livello di politica, nel senso che ad esempio a livello di Parlamento italiano su 600 circa parlamentari solo 219 sono donne e quindi sono degli spunti da cui partire per dire che ancora c'è da lavorare. A livello di Sardegna diciamo che ci attestiamo per quanto riguarda l'imprenditoria femminile in un buon livello, perché comunque l'imprenditoria femminile in Sardegna a livello italiano è tra le più presenti. Su 1000 imprese sono circa 253 e c'è da sviluppare anche lì l'aspetto relativo al welfare, perché senza l'assistenza familiare, il carico soprattutto appunto della cura dei familiari, ma si concilia con il lavoro e quindi non c'è la progressione delle carriere, le donne devono rinunciare spesso al lavoro quando hanno uno o più figli e c'è da lavorare anche lì. Si farà un incontro finale dove verranno raccolti un po' tutti quelli che sono i documenti e le riflessioni emerse in questi 2 anni. Ecco, il principio della parità di genere sul posto di lavoro, anche in termini di retribuzioni, di parità di diritti, è affrontato a partire dal Trattato di Roma. Ma se l'Europa, l'abbiamo sentito anche nella clip, è considerata tra le aree più rispettose per la parità di genere, in realtà l'analisi mostra che anche le nazioni più avanzate hanno bisogno di lavorare su pregiudizi e abitudini. Pregiudizi e abitudini che portano, nelle parole di Desirée Almamanca, assessora regionale al lavoro, una differenza salariale definita abissale. La sentiamo. Particolare attenzione alle donne, e questo non per andare a incidere e a, come dire, svalorizzare l'uomo, ci mancherebbe altro, però la difficoltà oggettiva delle donne rispetto all'uomo, insomma, non la devo descrivere io. Bisogna lavorare tanto, tantissimo. La differenza salariale tra una donna e un uomo a pari livello è abissale, su questo bisogna intervenire soprattutto a livello nazionale. Noi ci siamo, l'obiettivo è quello di accompagnare maggiormente la crescita in generale della regione sarda, dei nostri giovani, ma anche la riqualificazione di chi non è così tanto giovane, di chi ha perso il lavoro e ha una grandissima difficoltà ad essere nuovamente rioccupato. Per fare questo bisogna sforzarci tutti insieme, perché bisogna rivoluzionare la concezione dell'imprenditore sardo, bisogna rivoluzionare la concezione di una regione, di un'istituzione che non è contro i cittadini, ma deve affiancare, tutelare ed accompagnare il cittadino. Quindi questo per noi è il nostro obiettivo. E se è vero, come dimostrano i report, che la Sardegna ha un numero crescente di donne che decidono di fare impresa, è anche vero che le differenze continuano a rendere questa scelta difficile, e sono differenze che spesso si ritrovano nelle occupazioni che non riguardano soltanto il settore pubblico, ma anzi soprattutto il settore privato, dove una delle dirimenti è il rispetto delle regole contrattuali. Ne ha parlato una delle relatrici dell'incontro sull'EPF, Sabrina Lisbona, presidente del gruppo terziario donna di Confcommercio Nord Sardegna, area Gallura. La sentiamo. L'imprenditoria femminile in Sardegna è tra le più alte percentuali d'Italia come imprenditrici, tant'è vero che dall'ultima statistica europea la provincia di Cagliari è stata appunto nominata al primo posto.
C'è un dislivello tra il genere femminile e maschile a livello imprenditoriale. Io comunque sono sempre ottimista, anche perché la Sardegna storicamente è una regione matriarcale, tanto è vero che mia madre imprenditrice mi racconta sempre della sua nonna che aveva del bestiame ed era lei a fare gli affari, non il marito. Il marito lavorava e lei aveva la chiave del cassetto, quindi diciamo che noi culturalmente come regione Isola Sardegna siamo ben predisposte come donne imprenditrici a livello imprenditoriale, come genere femminile appunto nello specifico, a tenere la mano ferma nella nostra azienda. Sensibilizzare a livello europeo la problematica appunto del gender gap e la problematica non solo dell'imprenditoria femminile, ma anche un dislivello dal punto di vista della carriera, che può avere le difficoltà che può avere una donna rispetto a un uomo a far carriera e a inserirsi nel mondo del lavoro e appunto nell'imprenditoria. C'è da dire che la Confcommercio da anni lavora per i contratti nazionali del lavoro, dove i contratti sono paritari, quindi non c'è un dislivello di genere. Poi ci sono alcune categorie proprio che spingono e la Confcommercio, questo bisogna darne atto appunto che al tavolo quando si firmano i contratti non c'è alcuna differenza tra maschio o femmina o lavoratore e lavoratrice, ma sono diciamo questi contratti si basano sul livello di competenze, non di genere. E sta all'ASPAL rendere evidente la disparità o parità di genere. Ebbene, le donne che scelgono quei lavori che possono consentire di accudire la famiglia, in settori che spesso sono diversi rispetto alle qualifiche conseguite e spesso, sempre più spesso, sono part-time. Ma a proposito di qualifiche, a proposito dei titoli, la bilancia pende sempre a favore del genere femminile. Sentite. Per il problema di conciliazione tra attività lavorativa e attività domestica, attività familiare, tende generalmente a preferire dei settori che danno più spazio, più possibilità di conciliare meglio queste attività, tende a preferire purtroppo il part-time che dà sicuramente più tempo libero. Da questo punto di vista ASPAL ha creato il LEPJ, che sarebbero degli operatori che possano aiutare le aziende e anche i cittadini a conciliare l'attività lavorativa con la vita familiare, con la vita di tutti i giorni. Per quanto riguarda il genere femminile, i camerieri di ristoranti, lo vedete, quello più rappresentato, ma ci sono anche commessi delle vendite al minuto, ci sono per esempio professori di scuola preprimaria e anche professori di scuola primaria. Mentre il rapporto che c'è tra chi ha la licenza media, la licenza media elementare nel sesso femminile è a un 50% rispetto a chi ha un titolo di studio, di istruzione secondaria o la laurea, possiamo vedere che invece nel sesso maschile questo divario aumenta notevolmente. Siamo oltre il 60% di lavoratori con licenza elementare o media rispetto al resto dei lavoratori che hanno un titolo di studio di scuola secondaria o laurea, insomma, o superiore. Ed ecco allora che diventa fondamentale il sostegno delle istituzioni, diventa fondamentale anche per quelle donne che magari svolgono dei lavori che vengono culturalmente attribuiti più al genere maschile e che si sentono osservate con curiosità. La professionalità però spesso mette a tacere i pregiudizi. È il caso di Annalisa Luzzu, presidente del gruppo terziario donna Confcommercio Nord Sardegna Area Ovest, relatrice del convegno a cui abbiamo preso parte come Sardegna Impresa Talk. Ebbene, Annalisa Luzzu racconta di sé e raccontando di sé però racconta di tante. Sentiamo. Sono impegnata in lavori che fino a qualche anno fa erano considerati appannaggio del mondo maschile. E a tutt'oggi le donne continuano a ricoprire ruoli in fabbrica
insomma, definiti al maschile. Io stessa, cioè non parlo per sentito dire, ma sono l'esempio di una donna che mi occupo del settore dell'impiantistica, quindi svolgo ruoli e mansioni prettamente definite maschili. E la mia carriera è ormai ventennale, quindi all'inizio della mia carriera ho avuto un sacco di problemi e di pregiudizi. Per fortuna per oggi le cose sono cambiate, per cui ci sono imprenditrici che hanno grandi responsabilità e ricoprono ruoli importanti nei nostri settori e quindi piano piano il sistema si sta adattando. Dove e come possiamo migliorare? Le donne imprenditrici continuano a confrontarsi con numerose sfide e discriminazioni. Una difficoltà primaria è appunto l'accesso al credito e l'impossibilità di ottenere finanziamenti, per cui siamo spesso costrette a finanziarci attraverso risorse proprie. E quindi io invito appunto la nostra assessore, che sicuramente lavorerà in maniera efficace e decisa come sempre, per individuare delle risorse dedicate alla nostra categoria. Quindi un appello rivolto alle istituzioni direttamente da parte di un'imprenditrice che rappresenta tutte in questo contesto per chiedere un sostegno, per chiedere appunto delle misure che possano agevolare l'inserimento delle donne nel mondo dell'impresa. È qui che entra in campo la regione che ha preso impegni specifici. C'è un tasso di disoccupazione in generale in Sardegna che è notevolmente più alto rispetto a quello della media nazionale e per quanto riguarda l'occupazione femminile solo ed esclusivamente una donna su due in Sardegna lavora. Perché noi siamo ancora molto lontani da quell'idea della donna e soprattutto della parità di genere tra uomo e donna. Noi dobbiamo costruire molto. L'intenzione di questa giunta è quello di porre in essere tutte le azioni per far sì che questo divario tra uomo e donna venga assolutamente colmato. Diverse azioni, diverse iniziative che tendono prima di tutto a tutelare maggiormente la donna nel suo ambito professionale. Una novità del microcredito, un avviso che uscirà nei prossimi giorni, è quello che ci sarà una particolare attenzione sulla start-up e quindi sull'imprenditoria femminile. Credo che questo sia un atto dovuto nel rispetto della donna sarda. Allora è giusto chiedersi cosa succederà a chiusura delle attività del progetto EPF. I dati dei paesi coinvolti verranno raccolti e analizzati, si cercherà insieme delle soluzioni che tutti i paesi dovranno portare all'Europa ed è chiaro che il coinvolgimento delle confederazioni che rappresentano il tessuto imprenditoriale rende evidente l'importanza di raggiungere la parità di genere proprio all'interno del mondo del lavoro. È qui che nasce EPF. Sentite. Riuscire a far sì che le donne abbiano le stesse opportunità degli uomini, sia sul lavoro ma non solo. Noi pensiamo anche a ruoli che in questo momento sono assolutamente in capo agli uomini, ma che spesso noi stessi all'interno della nostra organizzazione abbiamo realtà che assolutamente stanno dimostrando la possibilità di emergere e di dimostrare davvero anche al femminile che sono capaci di seguire un'organizzazione, rappresentare altre donne, portare avanti tante decisioni che spesso, ripeto, in precedenza erano sempre demandate agli uomini. È un argomento che noi già abbiamo affrontato tempo fa e non vi nascondo e non nascondo che erano nate tutta una serie di situazioni che non in qualche maniera dovevano essere affrontate. Abbiamo previsto addirittura un progetto allora che prevedeva dei presidi a favore delle donne, in quel caso avevano dedicato i locali pubblici e quindi bar che diventavano una sorta di presidio antiviolenza per le donne. Questo progetto sta continuando attraverso anche una collaborazione con la questura e con la prefettura e che presenteremo ufficialmente. Verranno raccolti e poi rappresentati in un ultimo appuntamento che racconterà appunto in qualche misura quello che è la condizione attuale delle donne, soprattutto all'interno delle imprese, che è la parte che a noi preme in qualche maniera sottolineare.
Ma la discriminazione di genere è certamente un problema di cultura generale. Noi abbiamo raccolto la testimonianza di 2 donne che nei rispettivi settori amministrativo e giudiziario hanno ruoli importanti, conquistati con competenze certificate e ci hanno raccontato la loro esperienza. Ve la proponiamo. È un problema di cultura, è un problema che viene da lontano. La donna è sempre stata relegata a dei ruoli legati alla famiglia, alla cura della famiglia e comunque alla cura in genere. Su altri ruoli ci stiamo muovendo tutte, ne siamo la dimostrazione, però è ancora molto, molto difficile. 37 anni fa fece una tesi sulle azioni positive all'Università di Cagliari sull'applicazione di una normativa che prevedeva il salto di qualifica direttamente sulle mansioni fatte. Chiaramente il risultato è che gli uomini avevano fatto un salto di qualifica più alto perché già di per sé facevano lavori più importanti, tra virgolette, 37 anni fa. E oggi mi sembra che se ne stiamo ancora parlando, vuol dire che sì, qualche passo è stato fatto assolutamente, ci sono normative che ci vengono incontro, anche ultimamente le cose che sono state dette sull'aiuto all'inserimento femminile nelle aziende, però non è sufficiente, è un problema nostro come donne ed è un problema di cultura generale. Ho utilizzato il termine, io sono una giudice, ho utilizzato il femminile per la mia professione, dopo 20 anni in cui mi sono firmata il giudice. Un giorno ho scoperto di essere una donna, nonostante 2 figli, nonostante un marito, nonostante una serie di questioni incombenze che riguardavano il mio corpo. E l'ho scoperto all'interno di un carcere. Sono stata guardata da quel mio interlocutore, tra l'altro in un luogo, è il luogo massimo di restrizione, è il luogo della sofferenza più atroce, che è quella della limitazione della libertà personale. Ciò nonostante, io sono stata guardata da quell'uomo, da quel detenuto, come un corpo, come femmina, non come giudice, non come istituzione. E questo è un punto cruciale che riguarda non solo la mia istituzione, che come sapete bene è stata vietata alle donne fino al 1963 e il 65 il primo concorso, e il sessismo c'è nell'aula di giustizia ed è portato da uomini e donne che indossano la toga o che non indossano la toga. Ecco, la parità di genere deve essere un cambiamento culturale, un cambiamento che parte proprio dalla base, da una comunità, e questo l'intento di EPF, quello appunto di stimolare le comunità di diversi paesi per portare anche delle soluzioni pratiche, delle azioni concrete che vedono la Sardegna in rappresentanza dell'Italia in una posizione da interlocutore privilegiato. E allora vediamo i dettagli del progetto IPF, l'obiettivo, come si sviluppa, e lo vediamo con un video, e con questo noi ci lasciamo non prima di avervi ringraziato per aver seguito anche l'appuntamento odierno di Sardegna Impresa Talk, rimandandovi alle prossime puntate della nostra trasmissione, ma vi dicevo ci lasciamo con questo video breve ma significativo che descrive alla perfezione come si sviluppa e a cosa porterà il progetto European Plural Feminine. Grazie e arrivederci.